Siamo nel Gerrei questa mattina, il 29 di dicembre, e adesso a breve vedrete che magnifica e stupenda alba si profila ai nostri occhi. Guardate, che meraviglia! Troppo, sembra il fuoco nel cielo, guardate, che bello! Una cosa rara da vedere, anche perché sono le 7:30 del mattino, io mi sto avviando a lavorare e tutti i giorni mi vedo queste meraviglie in questi luoghi troppo meravigliosi. Io consiglierei a tutti voi di poter godere appieno di una visione della natura così stupenda. Guardate com'è. Siamo a metà strada tra Pranesangoli e San Nicolò Gerrei. È troppo bello. Guardate che meraviglia, troppo grande. E con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e siccome siamo a fine di questo anno che si è rivelato pesante per quello che è accaduto ai nostri amici pastori sardi che sono andati a rivendicare la giustizia per il loro lavoro e che il governo dello Stato italiano ha accolto con i manganelli e non li ha fatti neanche uscire dal porto di Civitavecchia. Ecco, a loro voglio dedicare questo splendido mattino, questa alba meravigliosa che sarà a rappresentare l'alba della nostra nuova nazione, del nostro Stato, lo Stato indipendente e libero della Repubblica Sarda, che da qua a un breve periodo di tempo, vedrete, si realizzerà, poiché non è più possibile accettare di essere servi di questa gente. Arrivederci a tutti, un saluto da Saidi e buona giornata, e se non abbiamo altre opportunità di risentirci o di poterci comunicare i nostri auguri, vi auguro a tutti voi, alle vostre famiglie e a tutti coloro che soffrono nelle carceri o sono angustiati da questa vita pesante dal punto di vista economico, un augurio che l'anno prossimo sia un anno migliore di questo e vi auguro di poter lottare per rivendicare i vostri diritti affinché possiate ottenere la vostra liberazione.